Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La procedura di licenziamento dei 451 lavoratori della Varsila è revocata. Lo ha deciso il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, che ha accolto il ricorso dei sindacati. La sentenza dimostra che l'approccio dell'azienda era sbagliato, commenta il ministro dello sviluppo economico Giorgetti. Per i sindacati il pronunciamento del giudice farà giurisprudenza e servirà da deterrente per altre multinazionali. Il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, Paolo Ancora, ha accolto il ricorso presentato dai sindacati di categoria in merito al comportamento antisindacale della Varsila. La procedura di licenziamento dei 451 dipendenti dello stabilimento di San Dorligo è dunque revocata e inoltre il gruppo viene condannato al pagamento di 50.000 euro a ciascuna delle sigle sindacali a titolo di risarcimento per danno d'immagine, al pagamento delle spese legali e di pubblicazione del decreto su alcuni quotidiani nazionali. Il giudice ha invece dichiarato inammissibile l'intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia. Sono estremamente soddisfatto del fatto che le nostre tesi sono state integralmente accolte dal giudice di Trieste con un provvedimento rapido e molto ben motivato, ha commentato l'avvocato Vincenzo Martino, che assiste i sindacati nella vicenda giudiziaria. Speriamo di aver dato un contributo alla soluzione del problema occupazione di Varsila, ha aggiunto. La sentenza del Tribunale di Trieste, afferma il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dimostra che l'approccio di Varsila era sbagliato, come ripetutamente segnalato all'azienda. Siamo contenti per i lavoratori, aggiunge l'esponente del governo Draghi, e ci auguriamo di continuare nello spirito di sistema territoriale unitario emerso nell'ultimo incontro al Mise. I rappresentanti sindacali territoriali di Wilm, FIOM CGIL e FIMCISL esprimono grande soddisfazione per il decreto del giudice e parlano di sentenza importante che fa giurisprudenza e costituisce un deterrente anche per altre multinazionali. Quanto all'intervento della Regione, giudicato inammissibile dal giudice del lavoro, l'amministrazione aveva deciso di presentare ricorso perché è direttamente coinvolta nella procedura di chiusura dello stabilimento Varsila per effetto delle disposizioni della recente legge 234/2021. La normativa impone alle imprese di comunicare direttamente anche alle regioni interessate all'avvio della cessazione dell'attività. È stata la prima volta che una regione è intervenuta direttamente in sede giurisdizionale per difendere la propria linea politica, volta a contrastare la delocalizzazione produttiva. Riprendeva una ragazza di 27 anni in atteggiamenti intimi prima di andare a dormire e diffondeva poi il video sui social agli amici. Nei guai un uomo che è stato denunciato. Il caso finisce in procura a Udine. La riprendeva prima della buonanotte e diffondeva il video su WhatsApp. È stato così denunciato un uomo che spiava una ragazza di 27 anni e poi condivideva pubblicamente le immagini intime sul telefonino degli amici senza il consenso della stessa vittima. A scoprire il fatto è stata la polizia postale di Gorizia, che con il coordinamento del pubblico ministero Letizia Puppa ha individuato l'autore del reato di revenge porn. In sostanza, l'uomo riusciva a riprendere per alcuni istanti la ragazza di 27 anni goriziana in un momento intimo e privato, diffondendo immediatamente il video su un gruppo WhatsApp. Le riprese venivano rilanciate in poche ore su diversi gruppi social, finendo poi nelle mani di una donna che, amica della ragazza, la informava di ciò che stava accadendo. La tempestività della denuncia sporta dalla stessa vittima ha permesso alla polizia postale di ricostruire l'accaduto, individuare l'autore ed effettuare una perquisizione informatica a carico dell'uomo. Veniva così sequestrato il telefono cellulare dell'indagato, da qui il rinvenimento del video incriminato custodito nella memoria. Il fenomeno del revenge porn sta diventando sempre più comune e i dati in crescita delle denunce rappresentano solo la punta dell'iceberg. Molte vittime infatti preferiscono tacere, per questo l'importanza di denunciare il tutto alle forze dell'ordine con la maggiore tempestività possibile. La stessa polizia postale consiglia di non condividere o diffondere foto o video che potrebbero essere il frutto di revenge porn, diventando così complici degli autori, rischiando di entrare all'interno di un fascicolo d'indagine. Gli studenti tornano in piazza per la salvaguardia dell'ambiente. A Udine un corteo si è snodato tra Piazzale Cavedalis e Piazza Venerio. Studenti di tutte le scuole superiori di Udine hanno aderito alla manifestazione che, indetta dai ragazzi dei Fridays for Future per chiedere ai politici un'agenda che dia priorità all'ambiente e alle persone, si è svolta contemporaneamente in tutta la regione. A Udine il corteo partito da Piazzale Cavedalis ha raggiunto Piazza Venerio. Ma con quale spirito i ragazzi hanno aderito alla manifestazione che nel periodo del Covid si era svolta in maniera ridotta rispetto al passato? In vista delle elezioni che sono
Tra 2 giorni siamo qui in piazza per chiedere più consapevolezza sia da un punto di vista studentesco sia da un punto di vista politico, perché la consapevolezza che stiamo creando all'interno del movimento studentesco qua a Udine ma in tutta Italia è importante che venga trasmessa anche alla classe politica che verrà adesso eletta, indipendentemente da quale sia il partito, perché la consapevolezza climatica è una cosa che pesa a tutti. Oggi siete qui in piazza per chiedere che cosa? Giustizia affinché il mondo, l'ambiente venga ascoltato, noi che veniamo ascoltati e speriamo in un mondo più bello e più sano, insomma. Avete un decalogo, avete dei suggerimenti da proporre ai governi? Ascoltarci, siamo noi il futuro. È una realtà scomoda, molto scomoda, però è la realtà, non è una finzione. Per questo sono qui. Invitiamo a una partecipazione più forte la prossima volta. Da 1.000 a 2.000 euro alle imprese per compensare almeno in parte il caro bollette. Ammontano complessivamente a 40 milioni di euro le risorse stanziate dall'amministrazione regionale con l'ultima manovra di assestamento per allentare la pressione a cui le aziende regionali sono sottoposte a causa della congiuntura socio-economica. Il 12 ottobre verrà avviato per le micro, piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia il bando attraverso cui ottenere ristori regionali a fondo perduto da 1.000 a 2.000 euro per compensare almeno in parte il caro bollette. Ad annunciarlo l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini dopo l'approvazione in via preliminare della relativa delibera che sarà ora sottoposto al vaglio della commissione competente. Bini ha evidenziato che si tratta di una misura importante che consente di mettere rapidamente a disposizione ulteriori ristori alle imprese del Friuli Venezia Giulia che oggi, dopo le misure di contenimento attuate per contenere il diffondersi del Covid-19, si trovano a affrontare l'incremento dei prezzi dell'energia. Il provvedimento è destinato alle realtà produttive che hanno subito un aumento dei costi energetici e le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle 9 del 12 ottobre 2022 fino alle 16 del 28 ottobre 2022 tramite il sistema istanze online. E il sindaco di Monfalcone nelle scorse ore ha inviato una lettera in cui chiede ad A2A, la società che gestisce la centrale termoelettrica a carbone di via Timavo, il pagamento delle bollette dell'energia elettrica per i suoi concittadini. L'iniziativa già avviata in altre 7 comuni d'Italia dove sono presenti centrali simili prevede il risarcimento per quei cittadini costretti a convivere con uno stabilimento dove per produrre energia si brucia combustibile producendo fonti inquinanti e rumori. Nella missiva Anna Maria Cisint parla di atto dovuto ed evidenzia le pesanti conseguenze di carattere ambientale e sanitario che gravano sul territorio danneggiando i monfalconesi. Siamo consapevoli del fatto che la ripresa produttiva degli impianti a carbone serve a tamponare le gravi carenze che ha l'Italia nell'ambito dell'approvvigionamento energetico, sottolinea il primo cittadino, ma non è giusto che siano i cittadini che hanno la sfortuna di abitare e lavorare in questi territori a pagare un prezzo particolarmente alto in termini di vivibilità. Per sostenere le imprese sul fronte della liquidità e contrastare il caro energia, Civibank e Sparcasse hanno messo a disposizione un plafond a tassi agevolati da 100 milioni di euro. Un plafond di 100 milioni di euro a sostegno delle imprese a condizioni agevolate è quanto mettono a disposizione Sparcasse e Civibank per fare fronte ai fabbisogni di liquidità derivanti dall'aumento dei costi dell'energia e più in generale dalle materie prime. Il plafond si avvale delle facilitazioni previste dal decreto aiuti e in particolare prevede finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze delle aziende assicurando nuova liquidità. Tra gli interventi previsti ci sono quelli messi a disposizione da Support Italia, finanziamenti assistiti di garanzia dello Stato fino al 90% dell'importo finanziato e per una durata fino a 8 anni con possibilità di richiedere fino a 36 mesi di preammortamento. Per le piccole e medie imprese sono previsti prestiti assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale fino al 90% con una durata fino a 8 anni, di cui 1 anno di preammortamento. Per entrambi gli strumenti le condizioni di accesso sono quelle previste dal regime emergenziale legato alla crisi ucraina, pertanto prive di impatto sui plafond agevolativi ordinari. Il sistema bancario può giocare un ruolo fondamentale, commenta Nicola Calabrò, amministratore delegato del gruppo di Cassa di Risparmio di Bolzano. Siamo consapevoli, dice, che le aziende potranno avere un maggiore fabbisogno finanziario e di liquidità e queste prime iniziative promosse da Sparcasse vanno in questa direzione. Gli fa eco Mario Crosta, direttore generale di Civibank. In un contesto economico nazionale e internazionale particolarmente complesso, dice, la nostra banca è costantemente impegnata nel rafforzare il proprio sostegno ai territori con questa offerta che si aggiunge ai finanziamenti a sostegno degli investimenti per l'efficientamento energetico degli immobili e per la transizione verso le energie rinnovabili.
Un convegno per analizzare il ruolo del Friuli Venezia Giulia nell'ambito della logistica internazionale è in programma a Palazzo Toriani il 28 settembre a partire dal mattino. A organizzarlo COSEF e Confindustria Udine. Il ruolo centrale del Nord Adriatico nell'attuale e futura politica dei trasporti è la funzione cardine del Friuli Venezia Giulia nel quadro della logistica internazionale sempre più orientata all'intermodalità. Saranno questi i temi portanti del convegno organizzato dal COSEF, il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, in collaborazione con Confindustria Udine, in programma a Palazzo Toriani il 28 settembre, con il coinvolgimento di un importante panel di autorevoli relatori che saranno moderati da Maurizio Maresca, docente di diritto internazionale all'Ateneo di Udine. Alla luce della centralità del Friuli Venezia Giulia e delle sue aree industriali e portuali nel contesto della nuova Europa e dei traffici internazionali, spiega il presidente del COSEF Claudio Gottardo, il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli ha ritenuto fondamentale organizzare un momento altamente qualificato di confronto tra le istituzioni e i più importanti operatori in prima linea sul versante della logistica e dell'intermodalità, soprattutto per delineare alleanze, dice, e strategie operative per un futuro di crescita. Presenti anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e gli assessori regionali alle attività produttive e ai trasporti. Tra gli interventi anche quello del presidente di Confindustria Udine Gianpietro Benedetti e dell'amministratore delegato di Fincantieri Claudio Gemme, oltre a molte altre personalità di spicco del mondo della logistica regionale e non solo. Il turismo lento prende sempre più piede, sono tanti coloro che cercano e scelgono itinerari lontani da quelli frequentati da più. Questa sera alle 21 Telefriuli trasmetterà il documentario Il cammino nel Friuli occidentale, dedicato proprio a questo tipo di itinerari. La ricchissima offerta nel settore del turismo dei cammini, nell'ambito della provincia di Pordenone, verrà svelata su Telefriuli venerdì 23 settembre alle 21 grazie al documentario In cammino nel Friuli occidentale, di cui è autore e sceneggiatore il giornalista Pier Giorgio Grizzo. Il cosiddetto slow travel, o turismo lento, è di grande attualità nella nostra epoca. La ricerca di varianti lontane dalle tratte del turismo di massa ha portato alla creazione e alla riscoperta di numerosi cammini che spesso combinano più interessi, devozionale, culturale, turistico. Le possibilità che offre la provincia di Pordenone sono molteplici, dagli ormai consolidati cammini di San Cristoforo, Romea Strata e Sentiero Frassati, a quelli in divenire come San Antonio e San Rocco. Il cammino, spiega Grizzo, è un viaggio lento che si intraprende a piedi o in bicicletta, con un approccio quasi lirico, intimistico al viaggio stesso, ma è anche l'occasione per riscoprire da soli o in compagnia angoli misconosciuti del proprio o di altri territori, angoli spesso ricchissimi di fascino e suggestione che nel trambusto dei giorni feriali e delle vacanze mordi e fuggi vengono solitamente ignorati. Un mondo, insomma, tutto da scoprire e da vivere, un paradiso dietro l'angolo. La firma del documentario, In cammino nel Friuli occidentale, è di Pier Giorgio Grizzo. Le riprese sono di Hermes Turrin. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.